Ripartiamo da questo intervento di liposuzione che è costato la vita a una donna di 46 anni, Anna Sergia Alcivar come Margaret Spada, come Simonetta Kalfus, la terza vittima in ordine di tempo in pochissimi mesi, dovuti a interventi chirurgici fatti in studi medici approssimati dentro appartamenti. Tra l'altro era stato trasformato in uno studio privato, era sprovvisto di autorizzazione da 13 anni lo studio medico di cui stiamo parlando, un medico che aveva precedenti per procedimenti per lesioni colpose dopo la denuncia di 2 pazienti nel 2006 e nel 2018. La domanda chiaramente è come è possibile. Noi siamo con il professor Pietro Lorenzetti, specialista in chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica, che ci ha raggiunto in studio. Professore, grazie per aver accettato il nostro invito. Siamo anche con Giovanni Leoni, vicepresidente FNOM CEO. Grazie anche a lei, Leoni, per aver accettato il nostro invito. Prima però andrei a sentire Francesca Cersosimo, che un po' ci riepiloga quello che è accaduto e quello che sono le regole generali. Alcivar Cence Anna Serchia, 47 anni, non è che l'ultima vittima di una liposuzione finita tragicamente, ma la colpa non è dell'intervento estetico in sé, come ripete da anni la Società Italiana di Chirurgia Plastica, Ricostruttiva, Rigenerativa ed Estetica, che torna a raccomandare le regole fondamentali per un intervento in sicurezza. Consultare il proprio medico di base, verificare le credenziali dello specialista, deve avere la specializzazione in chirurgia plastica ed estetica, non fidarsi di offerte low cost o pubblicità aggressive, accertarsi che la struttura sia autorizzata e dotata di anestesista. Negli studi medici non si possono fare operazioni e occhio al prezzo, se troppo basso è un campanello d'allarme. La chirurgia estetica è chirurgia a tutti gli effetti con i relativi rischi. Va affrontata con lo stesso rigore con cui si affronta qualsiasi intervento medico. La Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici chiede da anni un intervento legislativo urgente. Il Parlamento deve stabilire requisiti formativi chiari e obbligatori per esercitare la chirurgia estetica. Non può passare una laurea in medicina, servono specializzazione in chirurgia plastica e master qualificanti. Inoltre devono essere indicate le strutture idonee, quali atti e procedure seguire. Spesso invece la chirurgia estetica è praticata da medici non formati adeguatamente, attratti da un mercato in espansione ma privo di controlli strutturati. La liposuzione è un intervento sicuro se fatto correttamente. A dirlo Paolo Santanchè, primo chirurgo plastico d'Italia, uno dei primi nel mondo a fare la liposuzione. Deve essere fatta in una sala operatoria a norma, in anestesia generale e da persone competenti. Se si seguono queste regole è sicurissima, è un intervento chirurgico e come tale va affrontato con la massima serietà. Francesca Cersosimo, SkyTG24. Mi sembra che è da qui che dobbiamo ripartire, professor Lorenzetti. Nel momento in cui ci sottopone a un intervento chirurgico dobbiamo esigere la massima serietà, non si può fare dentro un appartamento. Guardi, è una cosa veramente imbarazzante, perché saranno almeno 20 anni che io parlo di tutto ciò, ovunque, e mi rendo conto che è servita a poco. Perché se ancora oggi c'è chi va a fare un intervento in un appartamento, spesso nelle ore notturne, mi viene raccontato, chiaramente uno resta basito, no? Perché dice, ma scusate, ma com'è possibile? Ma uno di noi o uno di voi andrebbe a fare un intervento alla tiroide, andrebbe a fare un intervento al menisco in un appartamento qualunque? Chiaro che no. Allora, purtroppo quello che è successo che dinanzi a una domanda molto aumentata, perché tutti vogliamo stare bene, essere più belli, più giovani, più freschi, e la verità è questa, corrisponde che cosa? Corrisponde una grossa offerta di interventi, più che low cost, direi low cost e altamente insicuri, per cui chiaramente chi non può farcela, ma qualche volta anche qualcuno che potrebbe spendere, pensano che risparmiano senza capire, vede Monica, una cosa fondamentale, che il risparmio è un risparmio fittizio, perché l'onorario del chirurgo resta lo stesso, si risparmia sulla sicurezza del paziente, perché lei capisce perfettamente che avere una struttura con una sala operatoria autorizzata, con i flussi d'aria perfetti, con le sterilizzazioni costa, e allora tu quella la levi. Avere personale per l'emergenza costa e tu quello te lo levi, avere una degenza costa e tu quello te lo levi. È chiaro, ma se così siamo tutti bravi a ridurre i costi. Il problema è che si mette a rischio la vita dei pazienti e purtroppo questo succede perché poi alla fine siamo anche fortunati che succede relativamente poco rispetto al numero di interventi che vengono oggi praticati in queste condizioni che definirei vergognose. Tra l'altro, ecco, io leggevo che
hanno deciso di chiamare un'ambulanza privata soltanto molto dopo che si erano Sì, questa è un'altra registrati i cosa sintomi. veramente pazzesca, che dopo 2 ore non si avvisi nemmeno il 118, perché la norma è ti chiamo il 118, servizio pubblico d'emergenza, no, loro chiamano dopo 2 ore, nel tentativo probabilmente di nascondere il tutto nella speranza che la signora si riprendesse. Il problema è che, vede, Si sarebbe potuta salvare se è avessero chiamato difficile, il Monica, 118. dirle una cosa così a priori è difficile, però certamente sarebbe stato un percorso molto più corretto, molto più logico, seguire tutto questo iter. La verità dei fatti è che ci sono dei rischi negli interventi, perché vede, non esiste chirurgia senza complicanze. Quello che ripeto da anni è che la chirurgia ha delle complicanze. La differenza tra un chirurgo esperto e uno no, mi lasci dire tra un chirurgo onesto e uno no, è che il primo ti opera in una struttura idonea, se hai un problema, c'è un sistema di gestione e di protezione che il problema te lo risolve. L'altro, per risparmiare, per guadagnare, fa un qualcos'altro. Allora, questo è quello che noi ci troviamo oggi di fronte e purtroppo, mi creda, servirebbe un'informazione continua e tambureggiante, perché nonostante, ripeto tante volte, ancora oggi io resto sorpreso di tutto ciò. Come è possibile che uno faccia certe cose? Eppure succede, e mi creda, e concludo, che purtroppo di studi, presunti studi, di appartamenti, che non sono niente più che appartamenti, dove si fa chirurgia di questo tipo, dalle liposuzioni alle protesi mammarie, alle altre cose, l'Italia è piena. Certo, lo vediamo anche dai rapporti di NASA. Esatto. Vicepresidente Leoni, vengo da lei perché mi ha stupito leggere che si punta anche l'attenzione sulla famosa direttiva Bolkestein di cui abbiamo parlato tantissimo per quello che riguarda i balneari. In questo caso, tra le altre cose, prevede che i medici siano equiparati a un'impresa e quindi considera qualsiasi intervento sulla pubblicità, perché qui stiamo parlando di persone che avevano scelto questo medico sulla base di quello che era la pubblicità su Instagram, così come tra l'altro altri casi che abbiamo raccontando, sia una limitazione della libera concorrenza. Questo che cosa implica però? Intanto cordoglio sicuramente alla famiglia e spero anche che ci sia una indagine adeguata per quanto riguarda la responsabilità. D'accordo con la collega che ha appena parlato, come chirurgo naturalmente, la chirurgia non è una branca esente da complicanze. Esistono degli standard qualitativi che sono noti per quanto riguarda le società scientifiche, bisogna sempre mantenersi possibilmente sotto la linea ottimale per quanto riguarda le complicanze. Fondamentale è il curriculum del medico che opera, che è chiaro per quanto riguarda le strutture accreditate e sul sistema sanitario nazionale, ben più difficile nel far west di quella che è la medicina o la chirurgia privata. L'accreditamento o l'autorizzazione all'esercizio non è una parola burocratica, è una somma di requisiti che ogni ambiente sanitario deve avere e naturalmente deve mantenere nel tempo per quanto riguarda naturalmente la sicurezza dei pazienti. Inoltre è fondamentale avere la possibilità di poter valutare la direzione sanitaria, cioè la responsabilità, la esplicitazione di quello che è il medico responsabile della struttura. Purtroppo la comunicazione attuale, la scontistica, la problematica di avere la possibilità di una comunicazione su internet con i social media molto capillare su delle branche che sono oggetto di grande interesse per quelle che sono le motivazioni per le emulazioni, per il miglioramento del proprio aspetto fisico, sono purtroppo la chiave su cui ci abbattono anche molte volte le problematiche di pazienti che si rivolgono anche a strutture purtroppo con non adeguati standard di qualità. Prima appunto, a volte possono succedere queste problematiche. Senta, ma c'è un altro buco nella legislazione italiana perché si richiede la specializzazione soltanto per alcune categorie, radiologi, anestesisti, radioterapisti, mentre invece per la chirurgia estetica, per la medicina estetica non c'è. Per nessuna branca c'è. Per nessuna è diverso. La cosa è, le faccio un esempio. Se domani io volessi fare un intervento di cardiochirurgia o di chirurgia toracica, laureato in medicina e abilitato all'esercizio della professione medica, io posso fare qualunque cosa tranne il radiologo e l'anestesista. Ora vede,
Perché il problema si pone per la chirurgia plastica? Perché chiunque deve fare un intervento di quel tipo cerca una struttura pubblica adeguata o un'organizzazione che la possa garantire, mentre è passato dagli anni 2000 in poi il concetto che la chirurgia plastica fosse una chirurgia di superficie semplice che si poteva fare, non le dico come andare dal parrucchiere, ma poco ci manca. E tutto questo comporta ovviamente che poi questi problemi succedono, guarda caso, nella chirurgia plastica. Allora, servirebbe, da un punto di vista legislativo, un approfondimento delle motivazioni che portano tutti questi problemi e fondamentalmente prendere una decisione, quello di restringere in maniera drastica la possibilità di esercitare questa attività in qualche modo. Ora, io non voglio dire che tu debba essere per forza specialista, perché per amor del cielo c'è anche gente che non riesce a entrare in specializzazione, ha fatto una formazione seguendo chirurghi formati, era un medico, ha imparato. Allora, ma cerchiamo quantomeno di limitare, perché sennò se tutti possono fare tutto, chiaramente si finisce, prima o poi succede quello che è successo. E vede, il problema delle strutture qua è secondo me particolarmente relativo, perché qui parliamo di gente che non va in una struttura. Qua parliamo di persone che si affidano, che lavorano in quel modo. Tanti anni fa, non so se si ricorda, ci fu un episodio di tre donne gravissime, una poi è morta, dall'altra cosa a Firenze, per una liposcultura fatta in un sottoscala, utilizzando la stessa boccia di soluzione fisiologica, era lì da tanto tempo, infiltrando 3 pazienti utilizzando 2 cannule. Fu un'infezione massiva, una perdette poi la vita. Purtroppo, se lei guarda indietro, ogni X periodo, prima era ogni qualche anno, ora sta diventando ogni qualche mese, perché prima si operava molto meno gente nel 2000, oggi si opera molto più gente. Chiaramente questo è un problema che va attenzionato e va risolto in qualche maniera, perché sennò noi saremo molto spesso qui a riparlare delle stesse cose. Secondo lei, vicepresidente Leoni, potrebbe rappresentare, non voglio dire una soluzione, però un pezzo del percorso, quello di obbligare in qualche modo i medici ad avere una specializzazione? Sì, allo studio c'è appunto una revisione di quella che è la normativa, anche col sottosegretario Gemmato, con la federazione, col presidente Anelli, per quanto riguarda quella che è la normativa attuale, per cui diciamo la specializzazione necessaria per l'esecuzione di utilizzo di gas anestetici per l'anestesia di rianimazione o radiazioni ionizzanti per quanto riguarda l'immunologia. La laurea in medicina e chirurgia poi è sufficiente per tutte quante le altre attività. Naturalmente, in particolare per chi opera in campo chirurgico, ma vale per tutte quante le specialità, esiste un corso di formazione in cui gli studenti, gli specializzandi eseguono una somma di interventi sotto la guida del tutor e devono acquisire una adeguata autonomia, oltre che lo studio teorico, per poi praticare in successione in un ospedale o anche in un'attività privata. Ma la formazione ovviamente è fondamentale, anche perché un chirurgo è tale quando è in grado anche di gestire le proprie complicanze. Già. Purtroppo sono inevitabili. Inoltre, non trascurabile è anche la cooperazione con l'anestesista e con gli infermieri per quanto riguarda degli interventi che sono più complessi, che quindi riscontrano quella che è la cosiddetta responsabilità di equipe. L'ultima considerazione, professor Lorenzetti, abbiamo un minuto. Sì. Leggevo 5 milioni di italiani si sono rivolti alla medicina estetica e alla chirurgia nell'ultimo anno e sono sicuramente dati a ribasso, perché gli interventi o insomma i piccoli interventi si fanno ma spesso non si dicono. Su questo una riflessione: c'è uno stigma secondo lei ancora sulla chirurgia e la medicina estetica che complica le cose in questo senso? Le persone oggi non hanno tanta difficoltà ad ammettere che siano operate o hanno fatto dei trattamenti. Oggi le persone vogliono fare trattamenti, la medicina estetica resta sempre in incremento anche domanda nonostante i periodi di crisi. Perché? Perché parliamo di trattamenti che costano qualche centinaio di euro, quindi chiaramente è ben diverso da interventi chirurgici più impegnativi. E poi perché molto spesso alcuni pazienti dicono: ma io non mi vorrei operare, non vorrei fare l'intervento, e allora si trova, me lo lasci dire, medici consenzienti che invece di dire: signora scusi, lei non ha bisogno, perché lei o fa un intervento o è meglio che non faccia nulla, per tra virgolette racimolare qualcosa, riempiono, infiltrano di tutto di più. Poi non si capisce molto spesso nemmeno che cosa venga infiltrato, e a distanza di tempo lei vede irritazioni, bozzi, ondulazioni. Vengono da lei poi a sì, ma cercare di... sì, ma il problema è che non sai nemmeno come trattarli, perché se non hai un'idea di cosa li abbiano infiltrato, rischi anche, nel momento in cui infiltri un prodotto di qualità, di avere ugualmente una difficoltà oggettiva. Il problema, mi lasci dire in pochi secondi, è: state attenti.
Prima di fare un intervento parlate col chirurgo, informatevi, non vi fidate del profilo Instagram, Monica, perché il profilo Instagram con le foto, scusi se glielo dico chiaramente, sono tutte ritoccate, non credete a quello che guardate, dovete parlare col chirurgo, capire che se ha esperienza, approfondire gli argomenti, ritornare una seconda volta. Scusi, dove mi opera? Abbiamo le garanzie, c'è un cardiologo, c'è l'anestesista, se ho un problema che succede? Così si sceglie il chirurgo. Io la ringrazio, professor Pietro Lorenzetti, specialista in chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica, Giovanni Leoni, vicepresidente Promceo, grazie mille, speriamo insomma di aver dato qualche consiglio utile per non tornare qua a raccontare nuovamente una storia come questa. Grazie a entrambi, noi adesso invece vi portiamo in Toscana, do subito il buon pomeriggio al presidente della regione